Si alza il sipario sul girone B del campionato di promozione siciliana e si parte dal rinnovato comunale di Collesano. Si affrontano il Lascari Cefalù e la Polisportiva Gioiosa. Mettetevi comodi perché si tratta di una partita che fino alla fine regalerà emozioni, spettacolo e anche qualche polemica, ma si parte con un calcio di punizione in favore della Lascari Cefalù con questo tentativo a giro sopra la barriera da Gatti e Bravo a smanacciare fuori. All'8° minuto però passa a condurre la squadra ospite. Ottimo calcio d'angolo, ottimo stacco aereo da parte di Biondo, sfera che si insacca alle spalle di Fiducia e vantaggio per la squadra di mister Catalfamo, che qui deve difendersi dopo una brutta palla persa in fase di disimpegno. La palla arriva sul secondo palo, è bravo però Dagati a difendere il suo specchio e a mettere con i piedi in calcio d'angolo. Insiste però la formazione guidata da Ferdinando Zappavigna con questo tentativo e la palla che esce attraversando letteralmente tutto lo specchio della porta. Doppia chance per i padroni di casa, ma al quarto d'ora colpisce ancora una volta la Polisportiva Gioiosa. Qui c'è il palo colpita ancora una volta da Biondo. L'azione prosegue sul secondo palo, sul cross c'è Tranchita che fa 2-0, che batte ancora Fiducia e mette ulteriormente in discesa la partita per la compagine Amaranto guidata da mister Catalfamo, che al quarto d'ora è sullo 0-2. Ma non è finita qui, perché insiste ancora la Polisportiva Gioiosa qui con questo tentativo e palla che si insacca ancora una volta a minuto 21 e ancora Tranchita a gonfiare la rete dei padroni di casa. E notte fonda per il Lascari Cefalù, che dopo 21 minuti è sotto in casa al debutto per 3-0. Insiste però, cerca di reagire la formazione di mister Zappavigna, che ottiene un calcio d'angolo dopo una conclusione respinta fuori da Dagati. Poco più avanti ci prova su calcio di punizione anche la Polisportiva Gioiosa con un tiro che però si spegne ben sopra la traversa. Qui però la rete dell'1-3, il palo colpito da Sferruzza, ben imbeccato dai compagni. Per Sferruzza è il più rapido, il più lesto sul tap-in. Si riapre la partita al comunale di Collesano e 1-3. Qui ancora Lascari Cefalù che attacca con questo tiro cross che si spegne fuori. Sarà calcio d'angolo dopo la deviazione, ma ancora opportunità per la formazione in maglia bianca. Qui conclusione un po' lenta, debole, ben controllata dal portiere Dagati. Si chiude la prima frazione con un altro tentativo. Qui la palla gol è importante, ma viene clamorosamente fallita e si salva la Polisportiva Gioiosa proprio poco prima del gong di metà gara. E 1-3 all'intervallo tra Lascari Cefalù e Polisportiva Gioiosa. Con le nostre immagini veniamo al secondo tempo e così come nella prima frazione l'inizio è da incubo per il Lascari Cefalù ed è da sogno per la Polisportiva Gioiosa. Fallo in area sui sviluppi di un calcio piazzato dopo un paio di giri di lancette e calcio di rigore per la squadra di mister Catalfamo. Dal dischetto si presenta ancora una volta Tranchita che batte Fiducia, fa 1-4, fa tripletta personale e la sensazione è che scorrano già i titoli di coda sul match, anche perché la Polisportiva Gioiosa approfitta di un Lascari Cefalù che si spinge in avanti alla disperata ricerca di una rimonta che sarebbe clamorosa. Qui Fiducia è bravo, è costretto agli straordinari per respingere. Poi però dall'altra parte un'azione insistita da parte del Lascari che si libera per la conclusione. La palla esce non di molto con Dagati che però controlla. Al minuto 66 però arriva la rete che riapre l'incontro. Ci pensa Sferruzza a trovare la doppietta personale e soprattutto a restituire un po' di ossigeno ai suoi, a mister Zappavigna e al pubblico accorso al comunale di Collesano. 2-4 dunque. Insiste il Lascari Cefalù che trova anche la rete del 3-4. Minuto 78, Ribaudo si arrampica letteralmente e con la sua qualità, con la sua esperienza trova la rete che porta a 12 minuti dalla fine le squadre ad un solo gol di distacco. Lascari Cefalù a questo punto ci crede. Polisportiva Gioiosa che non ha più le energie per opporsi. Altra azione, altro colpo di testa di Sferruzza con la palla che si perde oltre la linea di fondo, ma al minuto 84 arriva il momento della gioia, il momento dell'esplosione per il pubblico del comunale di Collesano. Ci pensa Abate, 84esimo, 4 pari, rimonta completata, aggancio riuscito per la squadra di mister Zappavigna, che adesso avrebbe anche 6 minuti più recupero per cercare il clamoroso sorpasso e chiudere in bellezza la partita. Veniamo al pieno recupero, veniamo al terzo dei 6 minuti di recupero concessi al direttore di gara, perché c'è una scorribanda sulla destra. L'intervento all'interno dell'area di rigore reclamano
il penalty, giocatori e panchina dell'Ascari Cefalù, sarà però calcio d'angolo e sarà questa l'ultima occasione, perché il direttore di gara metterà 3 fischi dopo 6 minuti e mezzo di recupero, anche qualche protesta per la mancata prosecuzione dell'azione, ma si conclude un bellissimo Lascari Cefalù, Polisportiva Gioiosa 4 pari. E da Sportisil è tutto, alla prossima!